Oggi una giornata in ricordo di Alice Schembri qui al Federico II Istituto Rita Levi Montalcini. Sì, oggi abbiamo voluto ricordare una nostra ex alunna, Alice Schembri, ma soprattutto oggi vuole essere un messaggio di forza per tutti quanti a cercare di debellare questo grave fenomeno del bullismo e cyberbullismo. C'è la legge 70 del 2024 che dà delle indicazioni precise e dettagliate anche a seguito della precedente legge del 2017, la numero 71, ma noi come scuola siamo attenti a queste problematicità e devo dire che assieme a tutto il corpo docente abbiamo voluto organizzare questa giornata per sensibilizzare sempre più i nostri alunni, i nostri studenti ad avere atteggiamenti di rispetto nei confronti del prossimo, dei compagni e delle compagne. Credo che stiamo facendo un'azione educativa molto forte. In questo devo ringraziare le forze dell'ordine. Questa mattina abbiamo l'onore e il piacere di avere il signor Questore, il signor Provveditore agli Studi, i genitori Alice che hanno dato dimostrazione di quanto possa essere importante questo lavoro sinergico tra la scuola e la famiglia, perché, ripeto, episodi del genere non si verificano più. Fenomeni allarmanti sul nostro territorio e non vi è un'area geografica immune, attenzione, non vi è un'area geografica, non vi è un paradiso felice, no, è tutto il territorio nazionale e internazionale colpito da questi fenomeni che hanno gravissime conseguenze sulla salute mentale degli adolescenti. Perché che ben che venga, che bene che vada, vengono colpiti da ansia e da depressione. Quando non va bene, permettetemi di passare ovviamente il termine bene, arriviamo al suicidio come nel caso di Alice. Allora, credo che questi importanti momenti di incontro e di confronto, dove la scuola svolge un ruolo importantissimo, perché spinge al dialogo, all'importanza dello studio. Perché studiare è importante? Quando noi studiamo, cosa facciamo, ragazzi? Noi ci mettiamo impegno, noi fatichiamo, perché dobbiamo imparare una lezione, perché dobbiamo essere interrogati, perché abbiamo un compito scritto. Impariamo quello che è il senso della responsabilità e del dovere. Non consideratelo qualcosa limitato al libro, al voto che porterete a casa. No, voi state imparando a vivere. State imparando che bisogna impegnarsi nella vita, perché poi questo senso di responsabilità e di dovere che avete sviluppato all'interno della scuola, all'interno del vostro percorso scolastico, per raggiungere i giusti obiettivi del vostro percorso educativo e di studio, lo porterete con voi come patrimonio quando affronterete la vita lavorativa, la vita familiare, quando diventerete genitori. Sono i comportamenti sbagliati che hanno una capacità di diffusione, di dilagare verso un'utenza ampissima rispetto a quello che un giorno era limitato a una schermaglia tra pochi compagni, tra pochi coetanei e tra pochi colleghi. La responsabilità nasce dalla consapevolezza dell'importanza di rispettarsi, rispettare gli altri, rispettare le sensibilità. Io penso che veramente una giornata di questa, vedere delle immagini, mentre venivo qui, anch'io ho voluto cercare, non sapevo di questo video, ho voluto cercare le fotografie di Alice che la ritraggono in uno scenario del mare bellissimo, con i posti belli della nostra Sicilia, la nostra bellezza, e tutto questo pensare che si è rotto per una mancanza di consapevolezza, di rispetto, sono delle cose che non si possono correre il rischio. Per questo mi rivolgo a voi, ma mi rivolgo soprattutto alle vostre famiglie. Portate questo messaggio, portiamo questo messaggio. Io lo dico sempre quando incontro le scuole e i ragazzi, lo dico ai docenti, è un lavoro che dobbiamo fare tutti, perché nessuno nasce bullo, nessuno nasce violento. Abbiamo visto i fatti
fatti che sono successi pochi giorni fa a Monreale, ma ne potremmo citare infiniti. Cioè non è possibile che per degli episodi che possono essere attraverso la rete, attraverso la rissa in una strada, attraverso l'uso di armi, attraverso l'uso di sostanze, di droghe, non è possibile che si metta a rischio la vita perdendola o piegandola e rovinandola in maniera indelebile nel corso della vita.